Buonasera a tutti e benvenuti alla 12ª puntata della Zanzega. Siamo ancora vivi, siamo ancora in onda, le cose vanno abbastanza bene nonostante le contingenze storico-geografiche di questo periodo nella nostra Italia. Allora, oggi facciamo una puntata molto speciale, nel senso che diversamente dai sabati passati abbiamo meno ospiti in studio ma tantissimi collegamenti esterni. Però chi c'è qui con me oggi è assolutamente fondamentale per entrare, per capire meglio una realtà e una terra di questo nostro paese meravigliosa. Oggi parliamo di Verona, anche del veronese se vogliamo, e quindi di alcune zone famosissime in tutto il mondo per l'eccellenza storico-culturale e ovviamente anche enogastronomica. Io inizio a presentare i tre ospiti che ho al mio tavolo questa sera. Intanto saluto tutti quelli che ci seguono nelle 3 regioni in diretta questa sera di sabato, chi ci segue anche la domenica in replica e ovviamente chi ci segue come tante persone da altre parti d'Italia e in posti lontani nel mondo in streaming. Il nostro streaming è perfetto e si vede benissimo in internet la nostra trasmissione. Detto questo, io ho alla mia sinistra, non vorrei definirlo monumento perché come già dissi al nostro primo incontro a Verona, monumento mi sa un po' di statico, no? In realtà Roberto è persona e personaggio tutt'altro che statica, anzi iperdinamica, ritmica, appassionata, culturalmente elevata, non so cos'altro dire, però per me è un onore, qualcosa che volevo dall'inizio di questa nostra avventura iniziata nel 2013, nel novembre 2013, avere Roberto Pugliero in studio al mio fianco. È una grande opportunità per me e per chi ci guarda. Troppo gentile, buonasera a tutti. Roberto Pugliero, tanti lo conoscono bene, chi poi vive la realtà veronese è un personaggio imprescindibile della città stessa. Io vorrei dire che sei attore in primis, ma anche autore, storico, ricercatore, tante cose, sei un personaggio eclettico. Vabbè, insomma, sì, tutta l'attività artistica è nata nel veronese e si sviluppa anche con argomenti relativi al veronese. Io mi occupo principalmente di teatro, con la mia compagnia che si chiama La Barcaccia portiamo avanti un'attività da molto tempo con un decentramento teatrale che ci porta a portare il teatro in diverse zone, anche nel Trevigiano tra l'altro e in altre località, cercando sempre dei lavori che affondano le radici nella storia, nella cultura, nel linguaggio del luogo in cui ci troviamo a vivere. Poi a Verona faccio anche delle trasmissioni satiriche prendendo in giro gli amici, personaggi reali o inventati e poi seguo da molti anni anche il Verona alla radio e racconto, mi è capitato anche di raccontare lo Scudetto, fatto irripetibile. Di quasi 30 anni fa. Ricordo il mio arrivo a Verona, io insomma ho avuto la possibilità di viverci per 3 anni e mezzo, tra l'altro ero vicino a San Zeno, e ricordo che spaesato i primi momenti della mia venuta veronese, che poi dista da casa mia in realtà 1 ora e mezza di macchina, però insomma un veneziano non spesso si reca a Verona se non per motivi ludici, concertistici oppure in gita alle elementari o alle medie, classica gita a Verona. Ricordo che entrai a consumare un gotto, come dite voi a Verona, di vino in un'osteria che mi sembrava piuttosto tipica in quell'isola pazzesca che è San Zeno. Entrai in questa osteria e ordinai questo bicchiere di vino e sentivo l'oste che si ascoltava in loop proprio la cronaca di quel trionfo calcistico dell'Hellas Verona, e quindi chiesi cosa stava ascoltando. Io poi, vabbè, ho un piccolo difetto, sono juventino, però chiesi cosa stava ascoltando, mi disse: ma come cosa sto ascoltando? Sto ascoltando Roberto che fa la cronaca del Verona. E quindi da lì poi capii meglio quali erano i personaggi più importanti di questa città e da quel momento dissi sempre, a parte quando ti ho visto a recitare sul palcoscenico, un giorno mi piacerebbe conoscerlo, e così è andata. È successo. Allora, con Roberto poi entreremo un po' appunto in questa, diciamo, istrionica rappresentazione del veronese, del topos del personaggio veronese, e prima però vorrei presentare anche gli ospiti alla mia destra e alla vostra sinistra, che sono 2 esponenti, non esagero se dico illustri, di una realtà meravigliosa italiana, un po' meno conosciuta rispetto alla città, ma veramente a un tiro di schioppo dalla capitale scaligera, che sono Bruno e Matteo. Allora, Bruno, tu sei uno chef, un gestore di locale, no? Sì. E io ti identifico come rappresentante della meravigliosa Lessinia. Grazie Daniele,
mi fa molto piacere questa tua affermazione. Mi collego un attimo a quel che ha detto Roberto, ha detto forse un eufemismo, ha detto irripetibile scudetto, non mettiamo freni alla provvidenza, il nostro Hellas sicuramente può darci ancora delle grandi soddisfazioni. Tolto questo torniamo alla Lessinia. La Lessinia è sicuramente un territorio favoloso che si estende dalla Val d'Adige fino ai confini con la provincia di Vicenza, abbraccia 18 comuni della comunità montana, dei quali Erbezzo e tanti altri, Bosco, Velo, Cerro, Roverè, San Mauro, Selva di Progno, Sant'Anna d'Alfaedo e così via. Sicuramente qualcuno l'ho tralasciato. La Lessinia potremmo dire che è la parte alta della Valpolicella, o forse sto dicendo una... parte alta di Verona. La parte alta a nord di Verona, come dico, i confini sono fra la Val d'Adige ad ovest e la Val d'Alpone il Vicentino a est, nell'est veronese. È una realtà geografica importante perché, voglio dire, al di là poi del fattore cimbro, no? Perché c'è una comunità linguistica che abita questa realtà geografica, è importante perché ha delle peculiarità territoriali, come dicevamo, una zona prealpina dove si può andare anche a sciare in Lessinia, dove si può diciamo così, godere di alcune realtà storiche legate alla preistoria, alla storia antica della terra veneta, tanto che ci sono un sacco di siti archeologici molto bravi, casomai poi ne entriamo nello specifico, e poi c'è ovviamente il trade union con la Valpolicella, c'è questa grande arte della produzione del vino e di altri prodotti gastronomici. Io quando ho chiamato Bruno in trasmissione è perché ovviamente l'avevo conosciuto da cliente nella sua realtà, nel tuo ristorante che è la Stua di Erbezzo, perché era famosa proprio per la cucina legata ai gnocchi di malga. Gnocchi sbattui. Questo piatto povero, questo piatto riscoperto, il piatto dei nostri avi, dei malghesi di una volta, quando andavano all'alpeggio con le mucche, cosa portavano all'alpeggio? Non avevano queste grosse possibilità, portavano la farina e la polenta. La polenta che serviva per fare la classica polenta da mangiare col formaggio che producevano in loco, come potete ben vedere qua abbiamo alcune forme. Dei rappresentanti. E abbiamo anche i rappresentanti proprio del mondo. E la farina perché costituiva il pasto principale di tutti i giorni, si mangiava gnocchi tutti i giorni, semplici da fare, semplici tra virgolette, comunque molto veloci. Si facevano questi gnocchi fatti solo con acqua e farina, conditi con burro cotto e formaggio grattugiato. Tutti e due prodotti che venivano prodotti in malga perché venivano portati al paese o a valle durante la stagione oppure a fine alpeggio. Quindi avremo forse, no anzi sicuramente ci farai vedere cos'è il gnocco sbattuo o gnocco di malga in diretta, anche perché molti che ci seguono magari dal Veneto orientale o dal Friuli non conoscono questa prelibatezza che invece abbiamo l'opportunità di vedere e probabilmente assaggiare questa sera. Poi abbiamo con noi Matteo, io ti introduco, grazie di esserci, anche tu rappresentante di questa terra che è la Lessinia, nella fattispecie poi tu ti occupi proprio di formaggio. Sì, noi siamo produttori dal 1957 di formaggio, produciamo il Monte Veronese è una produzione DOP, oltre al Grana Padano, che produciamo anche quello, e insomma utilizziamo tutti i prodotti della Lessinia, insomma, quindi il latte viene dalla Lessinia, insomma, cerchiamo di esportare quelli che sono i sapori della Lessinia. Abbiamo introdotto così i nostri ospiti in studio, però come vi dicevo, vedo che alla mia spalla sinistra c'è anche buon Ivo Gallo che è giunto dai Monti Veronesi, è arrivato oggi. Grazie di esserci, caro Ivo. No, grazie a te. Tra parentesi, tu hai vissuto con me quella giornata insieme ai nostri operatori, Dario e Paolo. Intensa giornata in cui, tra parentesi, Roberto è protagonista perché c'era anche lui a Verona, ci ha fatto un po' da Virgilio della realtà scaligera. E con lui abbiamo, poi lo vedremo in seguito attraverso alcuni servizi, scoperto le meraviglie, alcune delle meraviglie, perché far tutto era impossibile, di questa città strepitosa, nota e importante in Italia ma in tutto il mondo. Bene, ho detto tutto quello che dovevo dire, vero? Sì, sei stato esauriente. Sono stato efficace, pronto e preparato. Adesso, per introdurre quindi questa trasmissione che si occupa di Verona, io dalla regia farei lanciare il primo video che mostra una carrellata di questa città meravigliosa e unica al mondo. Regia, a voi.
together and started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, he was. Yes, he was. How well I remember the look within his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's love. Meravigliosa carrellata su alcuni dei simboli della città scaligera, uno ce l'ho al mio fianco. Allora, poi Roberto, vedremo anche il nostro incontro insieme a te con la famiglia Gioco, che sono poi i tenutari di questa lunga tradizione gastronomica che è il ristorante 12 Apostoli. Sì, sì. Facciamo un piccolissimo break, la Zanzega torna fra poco. La Zanzega in diretta in questo sabato, 12ª puntata, per chi si fosse appena sintonizzato, questa è la mia deformazione radiofonica, siamo in diretta tutti i sabati alle 21, in replica la domenica alle 16:30, nelle 3 regioni che noi amiamo e in cui siamo ovviamente diffusi e coperti, che sono Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Detto questo, caro Roberto, allora, Verona è piena di tutto, è piena di storia, lo sappiamo, si parte dai paleo veneti, passando per lo splendore romano, fin tanto arrivare alla realtà scaligera e poi la modernità. Però, modernamente, i nostri giorni sono dei personaggi che tu ami così, non dire, creare una satira intorno agli usi e costumi del veronese. Sì, mi è capitato di inventare dei personaggi che in realtà sono presi dalla strada, ecco. C'è per esempio in un angolo di Piazza Bra ogni lunedì mattina si ritrova un gruppo di anzianotti che si autodefiniscono l'università del football, del calcio, parlano del calcio d'altri tempi. Tra questi c'è, qua il trucco, cercate di immaginarlo, uno con i capelli bianchi e i baffetti, e dice: buonasera, per chi non mi conoscesse mi presento, cavaliere del lavoro Gustavo Lapeara, tifoso della Brami, sono di quei tifosi che ha passato i 50, qualcuno anche i 60, qualche altro i 70, e ogni lunedì si cattiamo lì sull'istò e parliamo del vero football, quel che si giocava invece bintigo, mi posso dirlo perché giocavo a pallone ai tempi dei piccioli, ti ricordi, sapete, sei giovane, dopo purtroppo mi sono fatto male un'ulna, quella lì dove vota i cinesi, l'ulna, non più potuto andare avanti, mi sono messo a studiare latino, ma mi giocavo more uxorio, meglio di Iorio, e era altri tempi, e stadio, qua, i più vecchiotti se ne ricorderanno, era lì a Piazza Bra, proprio, adesso che è il problema del traffico, una volta a stadio si andava a piedi, in bicicletta, qualche d'uno, ascoltami mica a studiare latino, usque tandem, perfino col tandem, ma io era pochissimo, quelli che andava motu proprio, con la propria moto, era un altro calcio, era certi terzinassi, gamba a ballon, che gli allenatori hanno altri piscarletti, col tema mica a studiare latino, dice sta attento perché è stramenia, i te stramencia, ma non altri che diciamo calma, in cauda venenum, in cauda ne veniamo, ma te dava di quelle sirache, mi ricordo che era certi all'ite ciappava le botte, gli allenatori hanno altri piscarletti, ne diceva guarda, verba volant, sull'erba i vola, no, lo parliamo poi quando pioveva, i campi, tornaimo in spogliatoi sporchi come l'uamari, tanto che l'allenatore, ascoltami mica studia latina, ne diceva mutatis mutandis, cambieve le braghette, che faceva fin schifo. Ecco, questo è un personaggio copiato da questi amici, poi ce ne sono degli altri. Si nota poco che tu hai anche un percorso di ricerca linguistica
Beh, a proposito di ricerca linguistica c'è un altro simpatico personaggio che io ho inventato, ma in realtà ho copiato dalla realtà, che è uno dei tanti amici meridionali che, nonostante quanto si dice, si trovano benissimo da noi, tanto che cercano sempre di parlare il nostro dialetto con risultati talvolta buffi, come lui di solito si presenta e dice: buonasera Ostrica, perché io non mi conoscisce mi presento, Gennaro Caputon Veronese Teron, che non capisco perché mi chiamo ancora Teron, perché c'è da 15 anni che sto a Verona, quando mi incascio dico Ostrica, che da con parlo il dialetto veronese come uno di Castello, non capisce perché mi chiamo ancora Teron Ostrica, sta qua a Verona è bello. Qualcuno dice i veronesi razzisti, che la Liga Veneto non le piace avere, i veronesi hanno gli altri, ne vuol bene, perché i veronesi scende molto il problema del mezzogiorno, proprio il problema del mezzogiorno, proprio che là qua in pancia, quando è mezzogiorno scappa dappertutto, non toccate più nessuno. Delle volte ne tollo un pochettino in giro, ecco, domenica sto al stadio, che mi sono tifoso del Verona, Ostrica. Veniamo fuori dal stadio che era un freddo biscio domenica, uno mi dice: Ostrica, Gennaro, a te mi pari una castagna, perché ho detto una castagna? E dice: perché ti sei tutto ingiasciato. E cosa che entra, ho detto? E dice: ti sei come un terron glacé, e qui gosta, battuta, però con simpatia, ecco. Quindi tu rivisiti questi personaggi, sì, e poi personaggi li porti sul palco. che esistono nella realtà e che io poi sui quali ironizzo e che mi consentono così di satireggiare sulla vita veronese, sui personaggi della vita cittadina. Tra l'altro, proprio con te e insieme anche a Ivo siamo stati, abbiamo avuto questo connubio con la famiglia Gioco, che tu conoscevi già molto bene. Personaggio straordinario, di grande, intanto un cuoco di fama internazionale e poi un personaggio di grande cultura. Avrete notato anche voi che è sufficiente citare una rosaria, un geranio, un vaso, qualunque cosa, e lui aggiunge una poesia con una memoria straordinaria. Tra l'altro poi vedremo nel video, anche c'è un premio legato a... Certo, il premio 12 Apostoli ha premiato negli anni degli scrittori, degli uomini di cultura molto importanti, ed è un appuntamento che Giorgio Gioco ha saputo inventare e rivitalizzare ogni anno con sempre nuove scoperte. Quindi c'è questo connubio questa sera, lo dico soprattutto a Bruno, tra la grande tradizione, tra l'altro di un piatto incredibile che è la pearà veronese, e gli gnocchi di malga, ancora forse meno conosciuti rispetto alla pearà, perché sappiamo, poi ci racconterete voi nel servizio, come ci sia un raggio definito in cui si consuma la domenica questo piatto a Verona. E invece è anche un piatto di cui poi approfondiremo nel corso della nostra trasmissione, che sono questi gnocchi, sbatui come dicevi prima, che raramente si conoscono, soprattutto noi che siamo rivieraschi del mare Adriatico, Ivo, lo riconosciamo. Sì, infatti per me lo gnocco è lo gnocco. La gnocca. Ascoltami, dimmi un po' cosa ti ha lasciato questa esperienza. Guarda, io spero che si riesca a percepire anche a casa la magia che noi abbiamo vissuto, perché noi siamo proprio entrati, lo vedremo poi nel video. A breve vedremo il primo servizio Siamo esterno. entrati al ristorante 12 Apostoli, appunto dove abbiamo trovato la famiglia Gioco, ci ha presentato Roberto, è che lì veramente c'è un'atmosfera estremamente magica e particolare, quindi spero che un po' si riesca a percepire anche da casa. Non credo... Sì, non è la stessa cosa viverla live che così. Però noi il nostro contributo... Noi abbiamo avuto una grande opportunità anche di mangiare bene quel giorno. Sì, tra l'altro, voglio dire, il fatto di poter conoscere Mister Gioco in persona è che magari difficilmente se ti rechi in questi ristoranti, il caso credo anche tu Bruno, hai possibilità di dialogare con il gestore, perché ovviamente è impegnato nel suo lavoro. Quando anche ci fosse questa possibilità è un regalo assoluto, perché ti permette di entrare proprio nei meandri della storia, che è una storia talmente importante che difficilmente uno che non è dentro questa storia da 90 anni ti può raccontare. Allora approfitterei, proprio lanciando, sto comunicando direttamente con i nostri tecnici in regia, questo primo frammento di visita di Ivo e il sottoscritto proprio nella stupenda Verona. Caso di dire che siamo nel cuore di una delle città più belle del mondo, perché siamo praticamente sotto la città di Verona, nella cantina
di quello che è uno dei ristoranti più importanti del paese, non solo di Verona. È un locale, un luogo che ha una storia incredibile. Siamo appoggiati proprio su una tavola che un po' ripercorre questa lunga storia e soprattutto io ho l'onore, tanto da essere fin troppo emozionato quest'oggi, di essere con due, diciamo, tra virgolette, passatemi il termine, monumenti della città di Verona, perché abbiamo Roberto Pugliero, che non saprei bene come definirlo, però un attore, un autore, uno storico di questa meravigliosa città, la cui voce in città e non solo è molto conosciuta. E poi, caro Roberto, io ti ho presentato così, ma insomma potremmo anche dire altre cose, hai al tuo fianco una pedina sostanziale della cultura e della storia di questa città. Certo, Giorgio Gioco, che è uno chef straordinario, non soltanto perché cucina benissimo, ma soprattutto inventa sempre nuovi piatti, ed è un uomo di grande cultura. Tu ti accorgerai che basta citare qualche autore, qualche storia, e lui ti potrebbe tenere una conferenza per tanto tempo. Tra le sue invenzioni c'è anche il premio 12 Apostoli, che è diventato un premio di importanza nazionale per scrittori, giornalisti, uomini di cultura. Vabbè, insomma, ecco qua. Giorgio Gioco. Io ti dico solo che è questione di età, perché i miei genitori sono arrivati ai 12 Apostoli nel 1930 e nel 1930 io avevo 6 anni, per cui mi addormentavo in cucina. Ad un certo momento mia mamma mi portava al secondo piano a letto e quindi non potevo fare che il cuoco, così come gli attori che si nascondono fra la polvere del palcoscenico e poi dopo fioriscono. È vero, è vero. Vorrà cantar Verona a una certa ora di notte, quando monta sulla luna, quando i boschi che dorme, il parche i cora, dentro sogni de barche a far fortuna. Drio l'acqua dell'Adese che va in cerca dei paesi e delle città. E allora che finio tutto il sussurro, speciar la zona l'Adese dai ponti, e comodarla mi muro per muro, tutta forte nel circolo dei monti. E in dove che piantà Castel San Piero, sulle rovine del teatro antico, vedar levarse su come de ferro tutto intiero, è il Castel de Teodorico. E immaginarmi rampegata addosso una Verona cambiana i suoi colori, torre e muraie del Quarel più rosso, case dipinte e ponti levadori che si speccia nell'Adese che va in cerca dei paesi e di città. Così messa la scena, ecco, vorrà castigare la città da quella gente, che per odio passione di signoria, sempre in baruffa, per non far de niente, drio ai pilastri dei porteghi, nei vicoli sconti tra il fumo delle torce a vento, gli si aspettava per sfidar pericoli, a quattro, a compagnia de cento, gli si aspettava per saltarsi addosso, pronti alla spada, ma al cortel più pronti. Pur che si veda correre sangue rosso, pur che si senta tombolar dai ponti qualche morto, nell'Adese che va in cerca dei paesi e delle città. Così messa la scena, ecco vorrei portarvi sotto una finestra grande, tutta saurde vecchia poesia, a colonite che si raccomanda qui che passa che noi volta via senza guardarla, senza far dimanda de qual vecchia casada, eccola sia, ci sia mai quel paron che la comanda, dalla Drento Giulietta discorrea con Romeo, col suo Dio, col suo Signore, e l'era tanto il ben che se volia che no che uomo, no che mar, no che pianta o fior, no che Adese che va in cerca dei paesi e de città che possa dirlo. Oh, storia d'amorosi capitata fin qua attraverso i soni de tanti inverni, quando che rasposi i papà dei nostri noni, accese grande dalle porte verte, lavorate de risso e de figura, o madonete pitturate inserte tra un San Bernardo e un San Bonaventura, o marcanti de lane, o piere sante fatte de un marmo che trafora il gariso, delle miserie ne vi viste tante, ma il vostro muso le resta preciso, tanto de rughe il tempo va segnato, tanto de ruga il tempo va lustrà, e l'Adese in passando va basato, e l'Adese rompendo, e il vala va a pu, l'è tornato a posto, e s'è sognato altri ponti, altre case, altre città. Berto Barbarani. Straordinario, e tra parentesi, sentirlo così è una cosa, essere là in quel momento in effetti l'emozione sì. era davvero, come dire, penetrante, no? Decisamente. Quando la gente è brava e ha cose da raccontare, c'è un rapimento mentale, energetico che
in un ambiente del genere poi... Sì, no, non ti accorgi del tempo che passa. Non ti accorgi assolutamente del tempo che stai là a passa. ascoltare. Tanto che siamo rimasti in ristorante da 4 ore. Ritardando tutto, è vero. Il teatro a Verona ha una storia lunga. Beh, è una storia lunga, abbiamo l'eccellenza dell'Arena, poi la presenza del Teatro Romano, che è un teatro particolarmente affascinante, e poi una tradizione che si è concretizzata in sempre nuove iniziative, e noi della Barcaccia, dobbiamo dire, siamo felici di avere un seguito davvero straordinario, che ci siamo guadagnati anche andando alla ricerca di spazi al di fuori di quelli coperti dal teatro ufficiale. Ci siamo inventati tanti spazi teatrali, abitualmente durante l'estate facciamo uno spettacolo nuovo in un cortile, in una corte, in una piazza della città, ultimamente lo sta diventando all'Arsenale, se i nostri amministratori non decidono di venderlo, e quindi è un appuntamento importante al quale viene un sacco di gente. Nel frattempo la regia ha mandato alcune immagini del sito che vi riguardo, dove tutti possono trovare Sì, le notizie relative alla nostra compagnia. Certo. E qualora qualcuno volesse anche, perché no, sposare la Barcaccia nella propria realtà territoriale. Certo, sì. Bruno, fra un po' mi sa che tu, no, non adesso dico, però vedo che hai le mani in pasta senza pasta, quindi sei quasi pronto a farci capire cosa si fa con semplicità ma con grande passione per portare un piatto così importante nelle case di tutti. Spero che poi, come è successo con la soppa coada, che abbiamo rivisitato, io penso di aver mandato almeno 25 mail col menù, ho dovuto chiamare il cuoco, farmelo ridare perché la gente voleva provare questa ricetta a casa. Poi c'è anche la sorpresa. C'è anche la sorpresa, a fine trasmissione oggi facciamo una sorpresa per chi volesse provare la soppa coada, così come vivendo oggi la pearà e poi il gnocco di malga, nelle prossime puntate daremo delle dritte per poter memorizzare meglio, ecco, diciamo così, il menù sopracitato. Facciamo un piccolo break, poi rientriamo con la voce di Ivo e continuiamo ad addentrarci nel mondo veronese, che è fatto di storia, cultura ed enogastronomia. A fra poco! Romeo, she's about to serenade, letting everybody know with the love song they made. Funny how life seems on my shade. You and me, babe, about you. Juliet, she's Romeo. Come on, signing out the window. From there, should come around here, singing about people ain't there. Anyway, what you gonna do about you, Juliet? That's real lot from the start, and I'm there, and that is bloody from my heart, and I forget the movie song. When you want to live right, think about your time, Juliet. Ivo Gallo, giustamente hai scelto il pezzo a tema, possiamo dirlo? Esatto. Pezzo di Dire Straits, Romeo and Juliet, ovviamente molto che legato. hanno, diciamo, in cui poi il buon Shakespeare, caro Roberto, insomma, ha fatto un piccolo successo di questa cosa. Tra l'altro Via Cappello è un fulcro, no, di tanti visitatori. Senza che ci senta nessuno, diciamo che il balcone è anche una finzione per è un po' come Babbo Natale. Invitare i turisti. Però insomma, diciamo che il mito di Giulietta resiste ancora oggi nel mondo, tante ragazze da tutto il mondo scrivono a Verona pensando di avere risposte da Giulietta, in realtà è un signore che si chiama Giulio, ma comunque ci sono queste lettere che arrivano. Precario la scienza della comunicazione. E poi il pezzo che avete sentito prima è il nostro poeta, il massimo poeta veronese Berto Barbarani, che ha confezionato una Giulietta Romeo in dialetto, e quello che avete sentito era appunto il prologo.
E quindi, non so, mi veniva voglia di sentirti ancora in quello che ti riesce. Siccome prima parlavamo anche di calcio, io da anni faccio anche le radiocronache per il Verona, tanto per accomunare, e con la radiocronaca cerco di essere obiettivo ma anche di fare un po' di spettacolo. E ogni tanto quando giro per le strade della città qualcuno mi dice: Pugliero, ti merita, dai, perché quando il Verona segna io urlo rete in un certo modo. E vabbè, se i nostri giocatori non giocano è difficile, però c'è una vecchissima barzelletta che io di tanto in tanto ripropongo, è un pezzettino di radiocronaca, piccolo piccolo. Amici sportivi veronesi, gentili ascoltatori, felice serata a tutti. Abbiamo passato questa sera i nostri microfoni giallo-blu di Radio Verona, la radio di Verona e del Verona, collegata anche con Antenna 3. Abbiamo collegato, ripetiamo, i nostri microfoni giallo-blu, non giallo stato di Pentecodi, pensi sul corso Portanuova, dove purtroppo, amici sportivi veronesi, sta venendo un episodio veramente increscioso. Siamo infatti con una giovane donna improvvisamente impazzita, vuole buttare dall'alto di un grattacielo di 265 piani il suo piccolo bambino al centro del vuoto. Incredibile, amici sportivi veronesi, il vescovo, il sindaco, il capitano di pompieri hanno già cercato di dissuadere questa giovane donna, ma purtroppo in questo momento la donna ha buttato il bambino nel vuoto. Incredibile, incredibile, incredibile. Non sappiamo come salvare questo bambino che sta scendendo a velocità vorticosa, ma ecco che in questo momento i giocatori del Verona che stanno gironzolando su giù per il corso Portanova in attesa di prepararsi alla prossima partita contro il Torino, i giocatori del Verona, dicevamo, stanno gironzolando su giù per il corso Portanova. Qualcuno prega il portiere Rafael di cercare di bloccare questo bambino che sta scendendo a velocità vorticosa, ed ecco il portiere Rafael con il suo caratteristico stile che cerca di bloccare questo bambino. Momento di grandissima emozione, amici sportivi veronesi. Rafael ha parato il bambino, ale, bum bum bum, viva viva viva. Rafael ha parato il bambino, in questo momento lo stringe al petto, lo fa rimbalzare 3 volte e lo calcia via lontano. Vabbè, ecco, questo era per mescolare. Roberto Pugliero con noi, ospite degli studi trevigiani di Antenna 3, per noi è veramente un momento straordinario averti qua. Io devo scusarmi per il fatto che Fra un po'. Devo scappare perché ho uno spettacolo in ballo che devo sistemare. Mi dispiace per gli gnocchi sbattui, chi è che mangia la mia parte? Beh, credo che non rimarranno sul tavolo. Comunque grazie a voi e speriamo di... Guarda, prima di... Ti aspettiamo a mangiarli direttamente alla tua, Roberto, con molto piacere. Con tutti i telespettatori. Prima di congedarci da te, di salutarti, vediamo questo piccolo frammento ancora una volta all'interno, nei meandri dei 12 Apostoli di Verona. Regia, andiamo con il servizio. Si potrebbe incominciare col dire chi è lo che ha inventato la salsa pearà, disimile creature, sta scienza, sto portento che toglie le misure per fargli un monumento ad una salsa povera, ad una salsa squisitissima, per cui per i veronesi non è domenica se rimane una pearà. Ogni domenica con tutta la famiglia, quindi in 4 fratelli, mogli, morose, nipoti, eccetera, ci si trovava tutti insieme. Sì, eravamo in tanti, ci si trovava tutti insieme e praticamente, come diceva Giorgio, per moltissimi veronesi non esiste domenica senza pearà. Può saltare la partita, possono spostarla, magari qualcuno va a messa e qualcuno non ci va, però la pearà è sempre presente. Ma vedi cosa può fare? E resto sempre stupefatto del fatto che fuori Verona non è tanto conosciuta. Allora Antonio, mio figlio, dice che se noi alzassimo un palo alto 50 metri nel cuore dell'arena e attaccassimo un raggio di 20 chilometri, magari sulla somma di un muro, di un somaro, il quale traccia un cerchio e si potrebbe dire zona della pearà, non c'è pearà oltre quel solco, va bene, tracciato dal... L'ha detto anche Shakespeare, non c'è pearà fuori dalle mura di Verona. Sì. Lui ha detto non c'è vita in realtà, ma comunque. Okay. Ma c'è solo sofferenza. Certo. E questo era proprio il racconto della pearà, che è questo piatto che... Sì, straordinario, che noi veronesi siamo molto, io personalmente almeno, molto stupiti del fatto che fuori Verona è poco conosciuta, mentre come dicevamo lì, per un veronese una domenica senza pearà è quasi come non vedere la partita. Tu, caro Bruno, la conosci la pearà? Sì? Esattamente. La fai nel tuo ristorante? No, non Ogni è. tanto la faccio, ma i nostri piatti sono ben diversi per rispetto a quelli della città. Noi siamo un paese di confine, abbiamo importato un po' di tradizione trentina, essendo vicini appunto al Trentino, e poi abbiamo la nostra cucina della Lessinia, con i formaggi, con i salumi, i gnocchi di malga, pasta e fagioli, quella sempre, e via.
E ieri sera hai festeggiato San Valentino? Dicevi. Ieri sera sì, c'è stata questa festa di San Valentino, una volta c'erano gli innamorati veri, adesso è diventata un po' una festa dei bugiardi, dai, vero Roberto? Cosa dici te? Vabbè, questo si riferisce al fatto che così io spesso ironizzo sugli aspetti così più che tendono a trasformare gli eventi culturali in eventi un po' commerciali. È una tendenza che esiste un po' nella nostra città, tra poco credo che ci sia l'intenzione di far pagare 2-3 euro anche per vedere il balcone di Giulietta, che è il balcone di una signora che non esiste più. A proposito, prima mi raccontavi che quando eri a Verona non avevi capito subito il significato della parola luomar, che Esatto. vuol dire sporco. Ecco, mi viene in mente che nel balcone di Giulietta, se voi andate, ci sono tutte ciunghe attaccate al muro, insomma c'è abbastanza sporco. Ecco. E una giustificazione che diceva il mio personaggio era che Shakespeare ha scritto che a Verona c'era il mare, non è mai stato neppure da Shakespeare a Verona, e diceva che c'era il mare e in cambio a Verona, che è un gran luomar, proprio lì, luomar lì. Luogo sporco, quindi. Sì. No, ma poi adesso magari lo ripuliranno, specie per la festa degli innamorati. Prima che te ne... Sì, no, prego. Shakespeare non l'ha detta proprio grossa che a Verona c'era il mare una volta il mare c'era in Lessigna, abbiamo le testimonianze con Bolca, il giacimento certo. fossile, È vero. il più grande giacimento fossile a Forse un livello po' dopo mondiale, Shakespeare. È vero, sì. e questo veramente era la dimostrazione questo è vero. del mare in Lessigna Comunque e per naturalmente dire, a Verona. ecco che Shakespeare a Verona sembra che proprio non ci sia mai stato, ma evidentemente il nome già evocava e faceva nascere Mi questo. viene in mente, appunto, visto che appunto Shakespeare non c'è mai stato, ma ha scritto quest'opera, un best seller storico, potremmo dire, della letteratura teatrale. Proprio una parola per chiudere con, lo chiamano Salgari o Salgari, che non è mai stato in India, però ha scritto delle cose meravigliose ed è vostro, diciamo. Certo, è un altro grande artista veronese ed è significativo come la fantasia sia un po' quello che accomuna questi artisti, per cui effettivamente poi noi scherziamo qui in questa sede anche sul balcone di Giulietta, ma poi effettivamente molta gente viene da tutto il mondo, attacca le ciunghe sul muro, per dire la verità, o i lucchetti da un'altra parte, però evidentemente esiste un fascino che è determinato più che da quello che vediamo, da quello che abbiamo immaginato, che sogniamo. Bellissimo. Io Roberto ti ringrazio. Grazie a voi e... Tanta merda per il tuo spettacolo, come si dice in gergo. Al posto degli gnocchi... Grazie infinite. Grazie a Roberto voi. Pugliero alla Zanzega. Grazie. Noi ci vediamo fra pochissimo. La Zanzega, ci siamo, stiamo entrando sempre di più nel vivo della nostra trasmissione serale, salutiamo anche chi ci sta seguendo nel pomeriggio della domenica. Allora, come vedete Roberto is disappeared, è sparito. Sono poliglotta, è sparito perché appunto ha uno spettacolo teatrale, spero che arrivi in tempo, tra parentesi, non volevo farlo tardare troppo. Ad ogni modo sono rimasti con noi Bruno e Matteo, che rappresentano un po' questa terra che dicevamo prima, che si chiama Lessinia. Allora, la Lessinia è un luogo che mette insieme tante cose, perché può accontentare un turismo che sposa lo sport invernale, lo sport estivo come il trekking, eccetera, eccetera, può mostrare delle bellezze legate alla storia, no? del nostro Veneto, e poi c'è appunto la gastronomia, di cui voi due siete un attimo più sul pezzo, perché appunto Matteo è un produttore di formaggio del Monte Veronese della fattispecie, Bruno invece è venuto qui oggi a dimostrazione di come si possano produrre, però non in maniera perfetta, gli gnocchi di Maiga, perché se non sbaglio c'è una quota da rispettare, ovvero? Certamente. Allora, l'aria non l'abbiamo portata dalla Lessinia, però l'acqua sì, abbiamo portato quella della Lessinia per poter fare questi gnocchi, un'acqua un po' particolare, un po' dura, che dà questa caratteristica al nostro piatto. Bene, e fra un po' nel corso della puntata ci mostrerai proprio l'impasto concreto di questa Lo prelibatezza. facciamo in diretta qua per voi di Antenna 3. E che mi dici? Tu respiri la Lessinia quotidianamente, cioè ci vivi? Un consiglio che dai per chi non la conosce questa terra? Beh, di venire a visitarla sicuramente, è una terra bellissima, non molto conosciuta, e quindi vi invito appunto a venire a visitare. Ci sono molte ricchezze sia a livello ambientale sia a livello culturale, ricordo il Covolo, ricordo altre ricchezze come il Ponte di Veia. Che è questo ponte naturale, no? Storico. Bellissimo, straordinario.
vi invito assolutamente a farvi una gita da quelle parti, perché io sono rimasto veramente basito alla visione di questa bellezza È naturale. il più grande arco naturale d'Europa. Esatto, che congiunge praticamente due, adesso dico una fesseria, forse due montagne, e c'è un ponte di pietra ma fatto Naturale. dalla natura e Dal non Padre dall'uomo. Eterno. Dal Padre Eterno, esatto. Allora, la Lessigna è una zona del Veronese, c'è un po' di Trentino e un po' di Vicenza anche in questa terra, diciamo che la parte predominante della Lessigna è assolutamente veronese. Come dicevo all'inizio, è un tiro di schioppo dalla città, ci si mette pochissimo e passando una una mezz'oretta. mezz'oretta, passando per la Val Policella, poi si arriva su fin tanto da trovare quasi le malghe dove poi si producono e si preparano questi gnocchi. Allora, la Lessigna è una realtà veneta, non solo, ma soprattutto veneta, che noi vogliamo, attraverso la nostra zanzara, in qualche maniera farvi assaggiare. Detto questo, io continuerei, caro Ivo, la nostra avventura di quella giornata memorabile trascorsa a Verona e lanciamo un altro pezzo, un altro video, un frammento di quello che abbiamo vissuto in quella giornata. A voi regia! Siamo nel cuore delle cantine dei 12 Apostoli. Questa volta col signor Antonio, io lo posso chiamare Antonio, visto che posso dargli del tu, che è figlio del signor Giorgio, ma anche padre di Filippo, un ragazzo che si sta affacciando a questo lavoro pian molto pianino. interessante. Ma come potete ben vedere, Prego. grazie, qui non c'è solo vino. No, qui facciamo un salto Esatto, nella storia, torniamo indietro di 2000 anni. Questo è un plastico che rappresenta due edifici di epoca romana, un edificio sacro e un edificio pubblico. In mezzo vedete che c'è una strada, è una delle principali strade della città. Su questa strada è posta anche una struttura medievale che è il basamento di una casa-torre, ed ora noi cammineremo in diretta su quella strada. Come cammineremo? Ci andremo proprio a camminare, lì, qui, fra questi due edifici qua, sarà una cosa emozionante, vedrai. Ah, noi adesso andiamo, lei mi porta proprio... Andiamo su 7, questa... 8, 9 metri sotto il livello attuale della strada. Quindi sotto i 12 Apostoli... C'è la storia della città romana. Bellissimo, andiamo. Venite. A sinistra c'è tutta la struttura romana, a destra c'è la parte medievale, ma guarda la strada com'è bella. Qui arriviamo quasi a 8 metri sotto il livello attuale della strada. Sotto il livello della strada romana, adesso... della strada romana. Qui si svolgeva la vita all'epoca, nei 2000 anni fa, insomma si svolgeva la vita cittadina all'epoca romana. E siamo fra due edifici, l'edificio sacro, la zona di culto imperiale, e l'edificio pubblico, la curia, zona pubblico-amministrativa politica della città romana. Quindi siamo tornati indietro di 2000 anni. Di 2000 anni, scendendo 8 metri. 7-8 metri, sì. E qui siamo proprio a 50-60 metri dalla piazza centrale che era il foro romano, e appunto c'è questa bellissima testimonianza legata anche ad una testimonianza medievale. Questa costruzione qui, che vedete con questi pietroni d'angolo, è la casa torre del 1250, ma è più giovane perché ha solo 800 anni, ma è molto particolare. Esatto, perché quelle pietre sono pietre del fiume Adige, quelle tonde, e queste pietre d'angolo invece sono pietre che probabilmente provengono dalla parte esterna dell'arena. L'anfiteatro ha subito un crollo nel 1117 dopo un terremoto, e la popolazione medievale riutilizzava queste pietre nelle varie costruzioni, fra cui anche in questa costruzione. Per cui qui respiriamo insomma una fetta di storia della città. Esatto, c'è un po' di arena anche qui. Anche qui. Ora il nostro Ivo proprio sotto la città antica, quindi a due passi dal foro romano, come ci diceva Antonio. È suggestivo essere sotto lì. No, è una cosa pazzesca, come tu vai a mangiarti una roba e poi a un certo punto ti trovi nella romanità, diciamo così. Tra parentesi, come vedete, il buon Dario sta inquadrando questa piantina, è un disegno fatto un po' di anni fa, che gira anche per la città di Verona, dove si vede proprio il tessuto di quella che era la città romana. Sostanzialmente la città venne edificata lungo la via Postumia, che congiungeva Genova ad Aquileia. A un certo punto c'è l'Adige, ci fu il primo insediamento sotto il colle di San Pietro, e utilizzando l'ansa che l'Adige fa in quella zona,
si edificò proprio all'interno di quest'ansa la città, quindi bastavano solo 2 reti murarie, due cinte, perché il resto era protetto proprio dal corso del fiume. Ed è bello vedere come proprio la classica struttura romana sia mantenuta, solo che è storta, perché di solito l'andamento, la geografia della città urbana romana, del Castro, è proprio a incroci, no? Dove c'è una via che è il Decumano Massimo che incrocia il Cardo, e tra l'incrocio di queste 2 strade principali c'è il Foro Romano, simbolo del potere ovviamente della città. In questo caso il Foro Romano nel corso degli anni si è trasformato a Verona, è diventato quella che è l'attuale Piazza Erbe, che poi Ivo ci mostrerà proprio camminandoci sopra, non più sottoterra. Quindi abbiamo visto un po' quella che è la Verona, l'antica Verona, la Verona romana del I secolo a.C., addirittura poi con la costruzione della meravigliosa arena, che era appunto l'anfiteatro elitico, che conteneva fino a 30.000 posti, ubicato al di fuori della cinta muraria. Quindi, come adesso si fanno gli stadi moderni fuori dal centro storico, così avveniva anche al tempo, per evitare confusioni e movimenti complicati all'interno del centro storico, si costruivano questi grandi anfiteatri. Quindi pensate, 30.000 posti, quanto era viva e pulsante la città di Verona intorno all'anno 0. Detto questo, facciamo un piccolo break, rientreremo subito dopo ancora con la storia di Verona, perché dove siamo stati poi, Ivo, vediamo se ti ricordi. Siamo stati in molti posti, ma probabilmente tu ti stai riferendo agli scavi scaligeri. Gli scavi scaligeri, che è proprio la Verona sotterranea, riscoperta nel cuore della città, che è diventata, con un grande lavoro di restauro, la mostra internazionale di arte fotografica di Verona. Poi entreremo appunto nel dettaglio e incontreremo la direttrice, la dottoressa Silvia, di questo centro meraviglioso. Quindi se mi fai, no, riesci a fare il gingoletto, no? È impossibile. Ah, il gingoletto, sì, no, ci provo anche da solo. Quindi lanciamo la pubblicità, grazie a Ivo. Was it not a way from life dancing? I was the Romeo, no tired or romantic. I was one of the guys, and I thought that I'd have been. I need someone to show me what love. Juliet, the night was magic when we first met. Juliet, oh Juliet, you know you told me to fly. You tell me clear to the sky. But all the people around the world can stand aside for me and baby. Juliet. Bravo Ivo, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato un pezzo di Gibbs, uno dei 3 fratelli Gibbs, meglio conosciuti come Bee Gees, dal titolo proprio Giulietta, che poi è stato anche tradotto, adesso se non sbaglio, da Ivan Graziani. Sì, mi dice qualcosa. Sì, con Giulia, in realtà però Juliet è Giulietta, si riferisce Giulia, proprio... io non posso cantare perché sono stonato. Ma dopo ci sarà una sorpresa, ti obbligherò a fare qualcosa, sorpresa, dopo vedremo. Non so cosa, a me che ho messo la camicia tovaglia, non so se mi userai come appoggia bicchiere, ma noi stavamo brindando intanto. Volevo entrare un po' in tema con la merenda di un tempo, allora mi sono messo... giusto, poi ti metto in lavatrice se vuoi. Allora, Verona è protagonista, Verona, e non solo Verona, ma la provincia di Verona, quindi tutte le bellezze legate alla realtà scaligera. Come dicevamo, manca un po' il lago di Garda, ma prossimamente studieremo qualcosa con la nostra squadra, ma c'è la Lessinia. Tra l'altro, ragazzi, c'era neve quando siete partiti oggi? In questi giorni poi? Sì, ha nevicato, l'ha fatta un po' tardi, comunque sopra i 1.300-1.400 ce n'è in abbondanza, parliamo da 1,5 metri a 2 metri un po' ovunque, per toccare i 4 metri sul Carega e sul Baldo. Invece voi siete, se non sbaglio, Erbezzo, si trova a... 1118, il comune più alto della provincia di Verona. Arriva anche lì quindi la neve? Sì, certo, c'è già. E per te non è un problema? No, assolutamente. È proprio il momento migliore per mangiare gnocchi di maiga, certo, alla stua. E invece la Valpantena dov'è? Beh, la Valpantena è alle basi della Lessinia
ed è un territorio bellissimo dove è caratterizzata anche la produzione dell'olio d'oliva. c'è olio d'oliva, c'è il vino, dopo c'è il castello di Montorio e c'è oltretutto anche il Pantheon. Il Pantheon è una ricchezza storica dove prima dei Romani hanno costruito questo piccolo come dire, santuario dove si rispettavano tutti gli dei, si pregavano tutti gli dei, insomma. E il Pantheon si trova quindi, scusami? A Santa Maria in Stella. Santa Maria in Stella, questa non la conoscevo per esempio. Sì, però il caseificio ricordiamo che è a Velo Veronese, che è sempre in Lessinia. Dove operate a Velo Veronese. Sì. Velo Veronese è in Lessinia, sì. Quindi Erbezzo è il cuore, il comune più alto della Lessinia. E adesso, tornando un po' al discorso che facevamo prima, vi mostriamo ancora questi, diciamo, concretamente quello che è rimasto della romanità, del classicismo della città di Verona, che è una delle città italiane dove è ben visibile la presenza della colonia romana edificata intorno al I secolo avanti Cristo, come dicevamo. Allora facciamo un salto nel cuore di Verona, sotto Verona, agli Scavi Scaligeri. A voi regia. Siamo nel cuore della città di Verona, gli Scavi Scaligeri, l'antica Verona, la Verona romana, e siamo in compagnia della dottoressa Silvia, che è la responsabile didattica dei musei civici della città. Allora Silvia, intanto grazie per l'ospitalità. Grazie a voi di essere qua. Dove ci troviamo? Dove siamo? Siamo nel cuore appunto della città di Verona, siamo nel Centro Internazionale di Fotografia Gli Scavi Scaligeri. Già il nome di questo sito ci racconta che sito è. È un sito dalla duplice anima. Da un lato è un luogo d'esposizione di fotografie, quindi l'arte più contemporanea che ci sia. Dall'altro invece è un sito straordinario, soprattutto nell'Italia settentrionale, uno dei meglio conservati e dei più straordinari, archeologico. Lo scavo ha messo in luce una sequenza di strati che va praticamente dai nostri giorni fino all'età romana, quindi veramente un luogo eccezionale archeologico. Sostanzialmente a pochi passi da quello che era il foro della città di Verona, quindi l'attuale Piazza Erbe, scavando, come dicevi tu, hanno trovato questo sito che si è conservato, come lo vediamo in questa nostra visita straordinaria, e l'hanno adibito quindi a delle mostre pazzesche, fatte delle cose eccezionali dal punto di vista fotografico. Dal punto di vista fotografico sì, abbiamo mostre fotografiche proprio di respiro internazionale. Ne abbiamo appena ospitata una di Gianni Berengo Gardin, abbiamo avuto René Burri piuttosto che Cartier-Bresson, insomma delle bellissime mostre. E a questo appunto si aggiunge il più dei resti archeologici che abbiamo attorno. La storia è molto interessante, nel senso che inizialmente qua negli anni '80 c'era il tribunale. A un certo punto, come tutti i luoghi pubblici, aveva bisogno di più parcheggi e quindi avevano pensato bene di andare a fare un parcheggio sotterraneo. Si sono trovati davanti ovviamente una situazione che non era possibile dimenticare ed eliminare, e quindi il tribunale è stato spostato e qui appunto è stato aperto questo sito straordinario, grazie anche alla lungimiranza dell'assessore alla cultura di allora. Quindi sostanzialmente con un unico biglietto, non voglio banalizzare la questione, ma uno riesce a vedere una mostra d'arte fotografica e un sito archeologico veramente unico in Italia. Mi sembrava un mix tra Lele Mercassa, Piazza Ferro, Mestre, oppure il figlio di Angela, come si chiama, no? Quello che conduce il figlio di Piero Passaggio a Nord-Ovest, sì. eccetera eccetera. Vabbè, insomma, scusate se ho parlato di cose assurde, inutili e non confacenti al nostro tessuto legato a questa trasmissione, che è dedicata, Ivo, la trasmissione è dedicata al buon cibo, ai buoni prodotti, ma soprattutto alle tradizioni in tutte. Che bello che proprio questa domanda ti è arrivata così, no? Sì, no, sai perché mi stavo pensando più che altro alla dottoressa Silvia, simpaticissima tra l'altro. Di cui non mi ricordo il cognome. Neanch'io, però aveva un nome lunghissimo, una qualifica lunghissima, ti ricordi? Sicuramente tipo... Paolo si ricorda il cognome, il nostro operatore. Sì, se l'è scritto. No, perché magari se qualcuno ci sta ascoltando, siccome le devono rinnovare, ti ricordi? Le devono rinnovare il contratto, magari. Per noi è stata bravissima. È stata la numero uno, nessuno quindi... ci aveva spiegato in così poco tempo la straordinarietà degli Scavi Scaligeri. Sì, perché comunque si nota la passione che ha. Poi essere là sotto era
Emozionante forse è il termine più facile, ma che mi viene in mente subito, non era emozionante, perché comunque cammini dove camminavano gli antichi veronesi nel I secolo avanti e dopo Cristo. Sì, anche lì la cosa particolare, almeno che ho notato io, un po' come quando vai in grotta, non ti accorgi del tempo che passa. Sì, sei proprio al di fuori del tempo e dello spazio. Continuiamo proprio a mostrare la bellezza di questo sito che è unico al mondo. Io vi invito, se fate un salto a Verona, di visitare gli Scavi Scaligeri, perché appunto con un biglietto vedete sia la mostra fotografica che sarà in essere quando ci andate, sia appunto le rovine dell'antica Verona romana. Regia, lanciamo il secondo frammento, è il caso di dire proprio degli Scavi Scaligeri in Verona. Perché si chiamano scavi scaligeri? Perché questi scavi sono stati effettuati proprio nel cuore di quelli che erano i palazzi scaligeri, la signoria più importante appunto di Verona, i della Scala per l'appunto. Infatti alle nostre spalle abbiamo proprio una delle torri della signoria. Alberto prima della Scala aveva costruito questa torre di cui rimangono adesso solo le fondamenta. Non sapeva, o forse si era accorto, ma la cosa non gli interessava sicuramente, di essere andato a rovinare parte di una domus romana di I secolo d.C., come questa che abbiamo di fronte, che conserva dei mosaici splendidi e aveva una delle particolarità delle domus di allora, ossia il riscaldamento a pavimento, con tutto un sistema di colonnette e di pilastrini chiamato a sospensure che permetteva all'aria preriscaldata in un altro ambiente di passare sotto il pavimento. Spesso quest'aria riscaldata veniva condotta anche sulle pareti stesse per avere proprio l'ambiente più riscaldato possibile, ovviamente essendo un po' rigidi anche gli inverni di allora, insomma. Questa domus era molto grande ed era, come si diceva, proprio a ridosso del foro romano, quindi era una delle zone residenziali più vicine al centro, quindi alla piazza centrale proprio della Verona di allora. Straordinario. È bello che non mi ricordavo di averlo detto, volevo ridirlo, ma l'ho già detto, quindi dillo tu. Straordinario. Davvero un bellissimo luogo, recatevi agli Scavi Scaligeri, in tutta la città di Verona, ma anche la Lessinia. Bruno, caro Bruno, la Lessinia è tante cose che abbiamo detto, ma ci sono delle manifestazioni, degli eventi, delle feste che uno può vedere, dove partecipare alla tradizione della Lessinia. C'è qualcosa che tu consigli al nostro pubblico? Certo, allora illustrarvela tutta è quasi impossibile, tutte le feste, comunque in tutti i paesi si tengono feste, soprattutto nel periodo estivo, abbastanza importanti. Una fra le più importanti è sicuramente la festa del Monte Veronese DOP, come vedete che ci sono qua le forme, che si tiene a Erbezzo l'ultima domenica di maggio. Poi a Erbezzo si prosegue con la festa internazionale della fisarmonica, che è l'ultima domenica di giugno, e poi, se volete assaggiare i gnocchi di Maiga, la prima domenica d'agosto, per chiudere il programma alla seconda di settembre con la tradizionale fiera del bestiame, della transumanza. Negli altri comuni della Lessinia ci sono feste importanti come la festa del miele a Bosco, che è la seconda di settembre anche quella. A Velo c'è la festa della soppressa che si tiene in settembre. A Cerro ci sono anche lì manifestazioni importanti, come a Roverè c'è la festa dei funghi, a Selva di Progno, esattamente a Sant'Andrea, c'è la festa dei Bogoni, che è la prima domenica di dicembre. Bogoni, scusa? Bogoni, lumache. Ah, ok, Bogoni. Lumache. Cioè, insomma, un sacco di feste legate alla gastronomia. Esatto. Quindi tutte cose eccellenti. Io sono stato a quella festa che dicevi degli gnocchi e la ricordo molto bene. Certo, poi in Lessinia non dobbiamo dimenticare neanche il sistema museale, che come abbiamo citato prima c'è il Ponte di Vea, c'è il Museo dei Fossi di Sant'Anna, c'è il Museo di Camposilvano. C'è una storia preistorica molto importante, no? Dopo ci sono cose più recenti, perché abbiamo il Parco del Rocon a Erbezzo, abbiamo il Film Festival a Bosco Chiesanuova, che è una segna molto importante. Avremo ospite Alessandro Anderloni la prossima puntata e parleremo anche di questo. Sicuramente lui ve la sa illustrare in maniera egregia. Allora Matteo, prima di andare incontro a una piccola pausa, come si raggiunge però la Lessinia? Allora, la Lessinia è facilmente raggiungibile da 3-4 strade. Allora si può raggiungere sia dalla Val Pantena, che dicevamo prima, sia dalla Val Policella, altrettanto famosa per i suoi vini. E da Negrar praticamente poi e poi anche dalla Val di Lasi.
quindi in 30 minuti, dicevamo, si raggiunge... Si può visitare quindi l'arena di Verona, gli scavi, come si diceva prima, per poi venire a mangiare un mangiare piatto e di- assaporare i prodotti tipici della montagna della Lessina. che il buon Bruno vi farà nella sua cucina. Adesso abbiamo una cucina un po' meno importante rispetto alla tua, ma fra pochino ci mostrerai l'impasto di questi famosissimi gnocchi di malga. Noi andiamo incontro a un piccolo break, la Zanzega torna fra pochissimo in diretta. Sì, sì. Eccoci qua. Questa è la Zanzega. Fai 20 secondi di musica, Ok, giusto perché così musica. mi rimetto a mio agio al posto mio. Ma cos'è che hai suonato in arena? Mi hai fatto i Per Jam anche! Esatto. Mi hai fatto i Per Jam. Non era Che proprio i bello. Pearl Jam, erano i Temple of the Dog. Bravo, il tempo lo vedo con Chris Cornell insieme Chris a Eddie Cornell Vedder. e Eddie Vedder. Bravo, abbiamo fatto, non so se non lo vediamo, però forse qualcuno si è visto il promo, c'è l'esibizione del buon Ivo Gallo in arena, è stato un momento abbastanza divertente per noi ed emozionante soprattutto per te, Ivo, vero? Sì, decisamente, devo ammetterlo, non è una falsa testimonianza, oppure quando si sentono artisti che dicono suonare in arena è emozionante, è vero, perché anche se non c'era nessuno, e ormai stava tramontando il sole, quindi era quasi buio, eravamo noi quattro, sì, io, Lele, Paolo e Dario. C'era un'acustica incredibile. Sì, suonare chitarra, voce all'interno dell'arena è stato realmente emozionante, cioè da brividi lungo la schiena. Lo consiglio a tutti, se riuscite, noi per fortuna ci siamo riusciti. Allora, noi entriamo nel momento, diciamo, più gastronomico della nostra trasmissione, facciamo una piccola inquadratura al nostro buon Bruno che sta iniziando a preparare quello che è l'impasto dei famosissimi, gustosissimi gnocchi di malga. Nel frattempo, mentre Bruno lavora con, vedete, i suoi attrezzi tipici, con cui lavora anche in Lessinia, ad Erbezzo, nella fattispecie al ristorante La Stua, lanciamo questo frammento di filmato che mostra proprio invece la Peara veronese. C'è uno incontro oggi tra Peara e gnocchi di malga. Regia, a voi la parola, si dice, sì, la linea, quello che è. Vai pure. Cari amici, non vi posso nascondere l'emozione che sto provando nel posto dove sono, perché sono nella cucina del famoso ristorante di Verona 12 Apostoli con Nadir che adesso ci spiegherà come si fa la famosa Peara. Vai Nadir, dici Allora, prima cosa ci serve. Ci serve innanzitutto il midollo che abbiamo qui, abbiamo già sciolto, il pan grattato, formaggio grana, pepe in polvere e brodo. Tutto qui. Semplice ed efficace. Allora, partiamo, nella pentola abbiamo già sciolto il midollo con un po' di burro, aggiungiamo il pan grattato, A volontà. sì ce ne vuole, Togliamo bene. facciamo assorbire il midollo e il burro insieme al pan grattato. Ma questa pentola perché è fatta così? Cioè, È una pentola in terracotta, Ah, in no, terracotta. sono pentole apposta per fare proprio la pera, Ah, ok, solo con questo. che distribuiscono il calore in modo omogeneo e lentamente vanno a far bollire la pera, lentamente, piano piano. Ah, quindi solo in terracotta la pera. Esatto. Allora, una volta assorbito il burro e il midollo, aggiungiamo il brodo. Brodo, che brodo? Brodo di carne e verdure. A mestoli. Sì, Sempre con calma. Adesso lo stiamo facendo qui per far vedere bene agli amici a casa. Sì. Ma serve farlo sul fuoco? andrebbe fatto direttamente non sul fuoco vivo ma su una piastra, in modo che il calore venga proprio distribuito sotto. Sulla piastra. Bene. Il brodo deve andare a coprire di un dito almeno il pan grattato Quindi pan grattato e un dito, ok, esattamente. Rimescoliamo. E si comincia a vedere che otteniamo questa consistenza Anche se sembra cremosa, quasi una polenta. molto morbida. Ok. Poi bisognerà farla bollire Ok. a fuoco lento. Un po', che così la vedono anche gli amici a casa. A me viene già fame. Ok. Bello. Perfetto. A questo punto
cominciamo già ad aggiungere un po' di pepe. Pepe, che pepe è? Pepe nero. Pepe nero, pepe nero. Pepe nero, qua quantità? Va molto abbondante. Abbondante. Proprio il nome suo è Pearà perché deriva proprio da pepe. Ah, questo non lo sapevo. Perché in dialetto veronese il pepe si chiama pear. Pear. E quindi se non c'è il pepe. Sì. Pearà è. Ok, mescoliamo. Mescoliamo. Sta prendendo un colore ancora più interessante. Perfetto. Il formaggio lo aggiungeremo a metà cottura. A metà cottura? Sì. Perché noi saremo sulla piastra. Esatto, adesso ci spostiamo sulla piastra. Come stabilisco la metà della cottura? Deve bollire almeno per 2 ore. Almeno per 2 ore. Più bolle meglio il gusto, più buono. Passata un'ora. Esatto, si può aggiungere il grana. Il grana. Quindi noi facciamo finta che sia passata un'ora. Ok. Giusto? E aggiungiamo un altro grana. Ah no, ancora un po' di brodo. Sì. Brodo. Allora, ok. Il prossimo brodo, alziamolo un po' di qua che così, vedete, il brodo pian piano viene assorbito dal pane, si crea questa... Perfetto, aggiungiamo anche il grana. Ok. Anche con il grana non stiamo scarsi. Abbondiamo, via, il grana fa bene a tante cose, eh? Sì, sì. E mescoliamo, dobbiamo sempre vedere bene. Poi vediamo, guarda che bella. Sto mettendo un po' alla prova il nostro amico Nadir perché poverino. Siamo spostati. Lo sto facendo lavorare tipo sulle montagne russe, però è bravo lo stesso. Sì, ci adattiamo. Cosa bella da ricordare, che è molto curioso e a me ha fatto piacere sentire, che qui dentro al 12 Apostoli, alla cucina del 12 Apostoli, siete tutti di almeno 20 km, come si diceva prima, al massimo, da Pearà al massimo 20 esatto. km, un raggio di 20 km dal centro dell'arena, perché noi tutti quanti stesso, quindi proprio autoctoni, solo voi sapete fare la Pearà, e infatti è vero, noi la facciamo molto buona, ma si vede perfetto. Ok, quindi adesso dovremo spostarci sul fuoco, esatto, e la facciamo andare per un paio d'ore. Esatto, per un paio d'ore a fuoco lento, esatto, sulla piastra. Quindi vedete, ora ovviamente ci sposteremo sul fuoco e questa è la Pearà, esatto, dei 12 Apostoli, solo nostra. Questa è la Pearà secondo la ricetta della famiglia Gioco e quindi del ristorante 12 Apostoli di Verona. E Matteo, andiamo un attimo a vedere cosa sta combinando il nostro Bruno. Come vedete ci mettiamo in scala. Allora, cosa stai combinando, caro Bruno? Io sto impastando i gnocchi sbattui. Ecco qua. Quindi... Questi gnocchi alla marchese si chiamano sbattui appunto per questo movimento di sbattere la farina abbastanza energicamente. Se mi metti un goccio d'acqua ancora, Matteo, per cortesia, poca roba che ci siamo. Quindi gli ingredienti fondamentalmente sono proprio pochi. Basta. Qua c'è acqua e farina, nient'altro. Come ripeto, come ho detto prima, in Maiga non avevano nient'altro. È un piatto molto povero, ma poi diventerà, in base al condimento che tu ci metterai, e dopo ci mettiamo naturalmente il burro di Maiga e il formaggio. Ci vuole anche polso, ci vuole sì un po' di polso. Se ne sbatto io, non so cosa viene fuori. Guardate l'energia di Bruno! La classe non è acqua. Questo è proprio il piatto più tipico della Lessinia. Come ci diceva, farli a una certa altezza, a una certa quota è diverso che farli in pianura dove siamo noi, però è una ricetta che potete provare anche voi da casa. Certo. Gli gnocchi di Malga. Venite a prendervi l'acqua in Lessinia che ve la vendiamo noi. Allora, mentre il buon Bruno sbatte l'impasto, che è quasi pronto e produce gli gnocchi, noi potremo lanciare, Ivo, il servizio successivo che mostra invece la Pearà quando è fine. Quindi c'è questo scontro-incontro di due piatti veronesi, la Pearà da una parte e gli gnocchi di Malga dall'altra. Lancia servizio? Esatto, adesso il servizio, dopo aver fatto la Pearà, cosa si fa? Si mangia la Pearà.
primo esempio di poesia dialettale risale al 1300 ed è proprio la ricetta per fare gli gnocchi. È un dialetto un po' maccheronico, il latino si confonde con il dialetto. Qui, colui che qui bramaret ricetta fandi gnocos en Verona docet. Ante sume tibi ciapa libras quatuor tamisata e farinae et vuda intus dentro quantum est satis bastanza arre totum impastetur grandis piroluna fiatur et divide in quatercentum particulas. Quas queste, sfregolando super digito sul deo cum pollice, faciat rizzas, roversis busis, grata gasola. Intanto, in parva pignatin, stridet boterius e buro, frisegatus ab igne dal fuoco, cum quando parolus steterit, parecchiatus ad igne sul fuoco, in callida acqua precipitentur. Que, post quam boliverit ad summum iuste, procul dubio gnocca bene cocta dabit. Igitur ne perdas tempus, et sbuso menestro collige, tirali su, dum fumant. Adde zonta libram grattati casei, è formaio, et libras duas boteri de burro. Nec time, aver paura, quod sint nimis massa uncta, gnocca etenim debent semper cunzari abunde, ut per gargatum plus molesina fluant formaleum igitur supra tabula spandat ab innumeris busis grata gasola, ut come quando cernimus vedemo nivem fiocare tacitis falivis et coatare campos et vias. Davvero emozionante questo racconto gnoccoloso che ci ha fatto Roberto Pugliero. Era seduto vicino a Giorgio Gioco, che saluto e ringrazio per la gentilezza, l'ospitalità e l'emozione che ci ha regalato, e c'era anche la moglie di Roberto che era un po' in sordina ma era in fianco a lui. Allora, caro Ivo, il buon Bruno, come vedi, ha impastato l'impasto degli gnocchi che fra un po' appunto getterà nell'acqua bollente e poi assaggeremo. Che dire, noi facciamo un piccolissimo break, siamo pronti a raggiungere la parte finale di questa zanzega tutta dedicata a Verona e il suo mondo. A fra poco! Simpaticone Bruno, come diceva prima il buon Ivo, l'orso Bruno. Certo, grazie. Personaggio simpaticissimo. Matteo, voi vi conoscete da parecchio tempo? Sì, ormai da tempo. No. Però insomma, quando è che andiamo su a trovarli? Guarda, quando vuoi, anche domani. Magari se va via un po' la neve, forse è meglio. Sì, no? Le strade sono sempre pulite. Sempre pulite, Lessinia. Non abbiamo questi problemi, vero? In Lessinia è sempre... la primavera. In primavera andiamo a farci il gnocco da Bruno, perché sarà buonissimo anche questo, ma da te il clima e l'atmosfera è diversa. Un altro posto. Allora, mentre noi siamo ancora qui pronti con l'acquolina in bocca per assaggiare concretamente il vero gnocco di malga della Lessinia, guardo la camera, anzi Lico, non mi ricordo più come si dice. Lico quello lì. Poi vi spiego cosa c'è sotto questa minchiata. Vabbè, fra pochissimo vedremo un attimo l'impasto dell'acqua. Nel frattempo andiamo ancora a Verona perché c'è un saluto e una breve intervista che abbiamo fatto al sindaco di Verona, Flavio Tosi. Sindaco Tosi, 3 motivi per visitare la sua Verona. Beh, perché è bella, non perché lo dice il sindaco Tosi, ma siamo con Firenze terza città turistica d'Italia, c'è tantissimo da vedere, tutti sanno dell'Arena e della casa di Giulietta. In realtà c'è molto di più, infatti chi viene dice però Verona è ancora più bella di quello che pensassi, primo motivo. Secondo, perché è una città dove si vive bene,
si mangia e si beve bene, senza eccedere nel bere se si deve guidare, però è una città veramente dove la qualità della vita è alta, e dopo è una città viva. Verona è una delle poche in Italia città che anche alla sera tardi, se tu vai in centro, c'è la possibilità di mangiare, di bere, divertirsi, di trovare spettacoli, attrattive, e quindi è una città viva tutte le ore del giorno. Cosa state mettendo in campo per valorizzare sia il patrimonio culturale e non solo della città di Verona? Beh, diciamo investimenti anche per quanto riguarda i recuperi, perché abbiamo il cantiere al Castel San Pietro che è operativo, il cantiere al Teatro Romano che sono altri 5 milioni di euro che è operativo, abbiamo appena strutturato l'Arco dei Gavi, continuiamo a mettere mano all'Arena che ha bisogno di restauri costanti, abbiamo investito molto sulla promozione della Fondazione Arena, quindi dell'estate teatrale, dell'estate lirica nel nostro anfiteatro. Moltissimi concerti, perché l'Arena fa quasi 500.000 di presenze come ente lirico, come quindi spettacoli lirici, e 300.000 circa come extralirica, quindi concerti di musica leggera ed altro. E abbiamo promosso la città a livello di immagine, quindi le produzioni cinematografiche nazionali e internazionali, grandi eventi areniani, soprattutto televisivi, Morandi, Celentano, il Galà della Lirica con la Clerici. E quindi appunto abbiamo cercato veramente di lanciare l'immagine di Verona in Italia e nel mondo, e ha funzionato, perché appunto oggi Verona è una città piena di turisti. Quindi avete trovato la ricetta vincente per il turismo e per la cultura, avete trovato anche quella per non far scappare i vostri cervelli veronesi all'estero? Beh, diciamo che questo comunque, insieme al fatto che appunto ci sono diversi cantieri aperti, ovvio che non è che a Verona non ci sia la crisi, c'è, però è meno forte, è meno peggio di altrove, perché appunto c'è il turismo che tira, l'enogastronomico che tira, la fiera che funziona, quindi c'è l'università che funziona, quindi ci sono alcuni settori che per fortuna sono trainanti. L'università si occupa ovviamente anche di discipline che hanno a che fare con i temi di cui si parlava prima, e quindi una parte della disoccupazione che altrove è più forte riesce a rimanere in loco. Vero anche che c'è una parte di giovani che vanno all'estero, perché comunque la crisi c'è anche lì. Si sa che i veneti hanno sempre qualche idea vincente, i veronesi ne hanno trovata qualcuna per promuovere la loro città nel mondo? Beh, ripeto, quello del promuoverla attraverso i grandi eventi, le grandi mostre, attraverso anche il Vinitaly, la fiera in particolare, il Vinitaly come grande manifestazione, perché il Vinitaly è una manifestazione dove vengono visitatori da tutto il mondo, perché vengono da tutto il mondo. È diventata oggi la prima fiera del mondo nel vino, e del resto ricordiamo che l'Italia ha passato la Francia come paese produttore al mondo di vino. Il Veneto è la prima regione d'Italia come produzione, Verona è la prima provincia del Veneto, quindi ci sono alcuni brand che sono appunto la bellezza, l'arte, la cultura e l'enogastronomia che fa parte della cultura, che sono quelli che oggi ti fanno portare Verona e in genere l'Italia nel mondo. Rimaniamo in ambito enogastronomico, si sente di suggerire 2 piatti tipici veronesi che consiglierebbe a un turista? Beh, allora, per quanto riguarda i vini, abbiamo i rossi della Valpolicella in generale, l'Amarone in primis, ma i rossi della Valpolicella in generale, che sono spettacolari. Ci sono anche i bianchi, ma insomma nel mondo sono famosi i rossi della Valpolicella. E quindi con il bollito, il cotechino, la pearà. A me poi piace anche la trippa personalmente, questa è un'indicazione che do io. Insomma, diciamo la buona cucina veronese e veneta. Grazie. E ce lo fa uno spottino che magari potremmo pubblicare su internet in modo tale che venga visto dall'Australia alla Cina alla Groenlandia per promuovere Verona? Ma venite a vederla, è una sfida. Voi sapete già che è una bella città, magari andate su internet, che oggi su internet si vedono tante immagini, tanti filmati, e vedrete che è ancora più bella e più romantica di quello che vi aspettate. Ringraziamo Flavio Tosi per la gentile intervista che ci ha concesso, per promuovere, anche se non ha molto bisogno Verona di essere promossa, però insomma in questo momento storico è giusto che le bellezze italiche vengano diciamo promosse nel modo migliore, legato sia alla cultura, alla storia e anche come facciamo noi all'enogastronomia. C'è l'iconoscopio numero 3 che mi sta inquadrando e anche l'iconoscopio numero 5 che mi sta inquadrando. Vedo anche l'iconoscopio numero 1 o 3 iconoscopi su di me che mi stanno inquadrando. Bene, noi lanciamo invece non l'iconoscopio ma un RVM, come si dice in gergo. Abbiamo il buon Ivo Gallo che chiede nella meravigliosa Piazza Erbe di Verona
cos'è la zanzega per i veronesi o i turisti e cos'è la pearà. A voi regia! Buongiorno signora. Zanzega. Zanzega. No, non so. No, niente, Non lo sai so. cos'è la zanzega? No. La zanzega? Sì. Non lo so, mai sentita. Mai sentita? No, don't know zanzega. Io non lo so, che lui non parla bene. Però. Ah, non parli bene. In dialetto nostro, In dialetto vostro. si chiamava il capocanale. 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 Sai cos'è la zanzega? No. Ok, saluti. La chiamano anche ganzega. Ah, allora la ganzega è una cosa. E cos'è? Ma la zanzega non so. Ma cambia nome. La ganzega sarebbe un pranzo Ok. di fine lavori, per esempio i muratori e via. Ok. A fine di un lavoro mettono la rama, dicono, Ok. sopra una frasca, sopra Il tetto. sì. E quando arrivano al tetto fanno questa cena. Ah. No, guardavo lì. Beh, perché mi riferivo al tetto? Ah, ok. Sicuramente sa cos'è la pearà. Ostia. Come si fa? Sono cultore io. Ah, addirittura. Oh, beh. E come si fa? Non lo so fare. Col pepe e il pane grattugiato. La pearà è una salsa che va servita con il bollito, fa parte di una tradizione antica e viene fatta con il pane raffermo bollito con il midollo, con il brodo per tante ore. Un po' di pepe a volontà e tanto olio di gomito. Ah, olio di gomito, dove si compra? Ma sei di Verona? Sì, da 3 anni. Si vede. Pearà sì, è quella specie di salsa col midollo. Ma una frutta come... Ah, una frutta. Si chiama pearà perché? Pearà, non lo so. Naturalmente il pepe. Ah, il pepe. Beh, Appunto, perché se è la peara. si chiama così proprio per quello. Esatto. Somos españoles. Spagnoles. Sì. Pearà. Peala. Peala. Bravissima! Grazie, ciao, 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 ciao. Carbonara, carbonara, salumi, spaghetti. Ma scusa un attimo, hai anche il bavaglione della pearà? No, sarà presente tra poco. Ah, perfetto! Allora ripasso, ok? Ok, volentieri. Ciao, ciao! Come sempre è arrivato il mio momento preferito, cioè quello del brindisone. Siamo a Verona, all'osteria alla Carega. Entriamo e vediamo, chiediamo, perché ho visto che c'è anche qualcuno del posto. Cosa bevono a quest'ora? Buonasera, ciao! Ciao Ivo! Ciao, ciao, senti, posso bere qualcosa? Grazie, mi prendo una Carega. Buonasera, mi siedo qui in parte a lei. Senta, a quest'ora cosa si beve qui a Verona? Un gotto coi butei. Ah, ma un gotto di cosa? Di bianco. Ah, bene. Grazie Ivan, grazie Ivan. Perfetto, noi abbiamo i nostri gotti, giusto? Sì. Quindi, caro sono emozionato. Si calmi. Caro Lele. Grande, lo vediamo. Forte. Noi prendiamo i nostri gotti e facciamo un bel brindisone. È vero. Sì. No. Che personaggi che si incontrano in giro per Verona di sera. Allora ecco Bruno che sta gettando l'impasto all'interno dell'acqua bollente e fra pochissimo avremo in questa emittente per la prima volta nella sua storia gli gnocchi di malga. Di qualcosa Bruno? Certo, questi sono gnocchi di malga, gnocchi sbattui, il piatto tipico della Lessinia, la nostra Lessinia che deve sempre andare a 1000. È grande Bruno! Allora, come siamo messi? È ora di andare un po' al break, vero ragazzi? Mi fanno segno di sì? Sì, sono... Ok, bene, allora un piccolo break, pubblicità, Antena 3, la zanzega. Che espressione troppo seria. Allora, il tempo è davvero volato, è il caso di dire, perché non me ne sono accorto, ma l'orologio ormai si avvicina alla tarda serata, un giorno in pretura fra poco, quindi quando avete smesso con la zanzega c'è un giorno in pretura. Allora, come i nostri iconoscopi stanno inquadrando in questo momento, si vede proprio il salto del gnocco, che è quasi pronto, il buon Bruno ha messo... con questa velocità incredibile ha fatto qualcosa
di straordinario perché sono già, non so come ha fatto, in qualche secondo li ha impastati, tagliati e scaldati, li sta per servire, per farceli assaggiare. Ovviamente non saranno mai come quelli che prepara nel suo ristorante La Stua, però presumo che dall'odore e dalle sensazioni che noi proviamo in studio siano comunque ottimi. Che dici, tu hai fame, Matteo? Molta, è peccato che voi telespettatori non potete sentire gli odori e fra poco non potrete assaggiare il gusto dei buonissimi gnocchi di malga di grandissima Bruno. Voglia di gnocco. Sì. Ho annusato un'allusione, però... Hai annusato un'annusione? Concordo. Sì, il buon Bruno... Cosa dici, caro Ivo? Prima di mandiamo quell'altra cosina o aspettiamo? Si parla di gnocco, questo. Sì, ma... Adesso capirete perché, Allora, quindi vai Lele. Spieghiamo cosa è successo. Intanto volevo ringraziare per la simpatia la nostra Silvia Caravello, che così abbiamo pensato di ripromuovere alcune ricette affrontate qui alla Zanzega nel corso delle nostre puntate in maniera, diciamo, solare e divertente. Sbaglio? Decisamente. Quindi per chi avesse perso la grande ricetta della soppa quadra di qualche settimana fa, poi vi dico che se la cosa vi piace la faremo anche con gli gnocchi più avanti. Allora noi vediamo un po' cosa ha combinato la nostra Silvia Caravello. A voi regia. Silvia Caravello legge la soppa coada. Amici della Zanzega, ingredienti della soppa coada alla mottense per 6 persone dello chef Mauro Cadamuro. Un cappone ruspante pulito da 1,5 kg al netto, un pezzo di carne di manzo da brodo, circa 500 grammi, 2-3 pezzi di ossa da brodo, 2 cipolle, 2 carote, uno spicchio d'aglio, un rametto di salvia e rosmarino, qualche gambo di sedano, un bicchiere di vino bianco secco, pane casareccio raffermo, bello raffermo, realizzato con farina mentana, mi raccomando, formaggio latteria vecchio, in alternativa è possibile usare un grano stagionato, burro, sale, pepe. La preparazione richiede molta pazienza e molto tempo per la cottura. 3 strati, ok, alternati in forno a circa 120 gradi con la carne cotta precedentemente, il pane raffermo ed il brodo. Accompagnatela con un vino rosso abbastanza morbido, un piatto eccezionale. Se volete approfondire scrivete sulla pagina ufficiale di Facebook Zanzega e buon appetito. Diciamo che io non ho capito niente, però... Bruno, dimmi tutto. Siamo addirittura d'arrivo. Ringraziamo Silvia che simpaticamente si è prestata a questa minchiata colossale, però devo dire anche che insomma trovate tutti i filmati delle precedenti puntate della Zanzega e anche, se volete, appunto qualche ricetta che vi è sfuggita, come nel qual caso la soppa quadra alla mottense o la trevigiana. C'è la possibilità di entrare nella nostra pagina ufficiale di Facebook scrivendo su ricerca Zanzega, mettere un mi piace e poi approfondire le nostre tematiche. Oggi ci siamo occupati fondamentalmente della città di Verona e della Lessinia per certi aspetti, con 2 straordinari ospiti, Matteo e il buon Bruno, e come vedete sta ultimando la ricetta che ci ha portato in studio, che di solito lui prepara in alta quota a 1100 metri, che è proprio l'ubicazione del comune di Erbezzo in Lessinia, e ha portato un po' di Lessinia in studio con noi. Ma forse ha anche bisogno di aiuto, credo, poverino. Credo bisogno di aiuto, Matteo. A farmi compagnia, sempre gradita la vostra compagnia. Giustamente, cara regia, ci spostiamo verso Bruno, anche perché se si arrabbia, voglio dire, è meglio tenerlo... Allora siamo... Ma hai fatto un quintale, no? Ma no, ho fatto la dose giusta per noi, per questo studio di stupendi operatori che hanno cos'è che hanno quell'attrezzo che hanno loro? L'iconoscopio. Ridillo? Iconoscopio. Perfetto. Allora, io approfitto mentre tu stai per condire questa meraviglia, ringrazio Renzo al mixer audio, il fonico di regia, ringrazio il Cibo che questa volta l'hanno cacciato al mixer grafico, ringrazio Dario e Paolo alle camere in studio.
ringrazio Silvia per la simpatia che ci ha dimostrato. Scusa Daniele, ti faccio vedere l'ultima cosa. Il burro deve essere cotto, il burro deve cantare sui gnocchi. Eccolo qua. Come potete sentire. Se il burro canta, io suono. Esatto. Ah no, ok, dai, dopo. Tu suona e il burro canta. Senti che profumone. E questo? Così semplice e così buono. Però deve essere fatto bene come lo sai fare tu, perché altrimenti ce la mettiamo lo faccio tutta. io. Questi sono gli gnocchi di malga della Lessinia preparati dallo chef Bruno del ristorante La Stua che si trova ad Erbezzo, a 1100 metri nel cuore della Lessinia, vero? Perfetto. Adesso noi avremo forse anche l'opportunità di assaggiarli. Andiamo ad assaggiarli. Tra l'altro vedo che ci sono anche i formaggi. Che formaggi hai portato in studio, Matteo? Io ho portato i 3 formaggi tipici di Verona, che sono il Monte Veronese fresco, il Monte Veronese d'Allevo e il Monte Veronese di Malga. Sono tutti prodotti fatti con materie prime della Lessinia, sono buonissimi e noi vi invitiamo nel nostro caseificio ad assaggiarli. Il caseificio di Velo Veronese si chiama Caseificio Dalla Valentina. Sono delle produzioni DOP di origine protetta queste? Sono tutte produzioni DOP e anzi quello più anziano è anche un presidio slow food. Quindi abbiamo praticamente affrontato in questo viaggio di questo sabato fondamentalmente 2 piatti accompagnati da questo formaggio meraviglioso, 2 piatti tipici proprio di Verona e del veronese, che sono, quant'era il raggio di distanza? 20 km dal centro dell'arena. Quindi in 20 km di raggio dal centro dell'arena si mangia la domenica, le famiglie sono abituate, un po' meno forse di un tempo, a consumare il bollito con la pearà, mentre ci si sposta mezz'ora da Verona e si va in Lessinia, ad Erbezzo, si possono assaggiare gli straordinari gnocchi di malga alla Bruno della Stua. Grazie. Allora il primo piatto che lo diamo è il canto del gallo, sempre il gallo che canta al mattino, il primo piatto è a lui. Grazie, che così mi preparo anche perché poi dovrò cantare, grazie. Aspetta che metto giù le mie gallo, cose. mangia, nutrisciti, come si suol dire. Nutrisciti. Poi abbiamo un piatto di gnocchi grazie. Il nostro conducente, non parlate al conducente. Li diamo anche a Matteo, visto che poverino fa parte dell'altra parte della Lessinia dell'Est. L'assaggio io. A voi operatori quando volete. È qualcosa di mondiale, qualcosa di eccezionale. Questi sono gli gnocchi di malga della Lessinia preparati per noi da Bruno della Stua di Erbezzo. Dopo i gnocchi vi ricordo che non deve mancare un pezzo di formaggio monteveronese, perché la bocca non le stracca finché non l'ha stata vacca. Grande. Io prendo un pezzo di Monte Veronese, scusate se non sono molto educato in questo momento, tutto molto buono. Grazie Bruno per quello che ci hai fatto. Io ringrazio chi ha rappresentato con noi la Lessinia quest'oggi, Bruno del ristorante La Stua, ringrazio Matteo della cortesia, della gentilezza, ringrazio ovviamente Roberto Pugliero, uno dei più grandi attori veronesi che è stato con noi nella prima parte della trasmissione. Spero sia stata una bella zanzega ricca di spunti e di contenuti. Ringrazio lo staff tecnico che ci ha accompagnato anche nelle esterne, nella fattispecie Paolo e Dario e Roberto Minelli che è il nostro direttore tecnico. Ringrazio tutto l'apparato commerciale capitanato da Fabio che governa questa barca che si chiama Antenna 3 e in particolare anche la zanzega. Se volete mangiare gli gnocchi fatti dove si fanno veramente in loco, all'altitudine giusta in 1000 metri, La Stua che si trova ad Erbezzo. Grazie a Bruno, grazie a Matteo. Cosa facciamo? Adesso salutiamo. Aspetta, parlo qui, però vieni anche tu perché ti obbligherò a cantare con me. Non è difficile. Cosa devo fare? Basta che dici capito, perché faremo un pezzo di Gatti di Vicolo Medascoli. Il buon Jerry Calà Jerry Calà e Umberto Smaila, che tra l'altro ha fatto la trasmissione con noi, perché erano proprio da quelle zone. Lo salutiamo, se vuoi venire ospite gratuitamente siamo qua. Guarda Umberto, io sai che con te fai qualsiasi per un piatto di pasta sei il nostro ospite Umberto, bene. Ok. Voglio l'erba, voglio avere un quadrifoglio da trovare sul mio prato di moquette. Voglio trascinare nella muti, voglio... Sì, ma
poi mi fa dimenticare il testo. Voglio andare a visitare un UFO, voglio il conto corrente dei Bee Gees. Capito? Voglio riscaldare mezza Alaska, voglio fare una tasca dove squadra nasce il West. Scia, voglio comandare il giornalone, voglio un Bergamo da Deck. Voglio avere un jumbo personale che mi porti di corsa a far pipì. Capito? Voglio chi mi esalta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnarmi rock and roll. Voglio l'impossibile, un divano sommergibile per fare un tuffo nell'assurdità. Ma per fortuna mi son sognato addosso e i miei sogni chi me ne asciugherà. Capito? La 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 la